Intendo dire che è talmente grave il fenomeno criminale di cui parliamo che non vi è spazio per una qualsiasi giustificazione. A volte ci sono dei reati orribili che noi capiamo, voglio dire, ci diamo una spiegazione che in qualche modo tranquillizza le nostre coscienze. In questo caso sono fatti così orrendi che difficilmente li possiamo trovare queste giustificazioni. Venivano coinvolti bambini in tenera età. Dai 3 anni in su. Ci sono 34 persone arrestate, molte di queste in carcere, si parla di reati assolutamente gravi, si parla di un'attività di indagine della polizia, ma anche della Procura di Catania, particolarmente attenta, che parte proprio qui da Catania con 2 arresti. Sì, ancora una volta la polizia cibernetica e postale ha fatto un lavoro eccezionale e devo in particolare complimentarmi con la sezione di Catania che partendo da 2 arresti fatti in questa città è riuscita a ricostruire in modo formidabile una rete estesa su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia, venendo in rilievo sia diciamo un normale, tra virgolette normale, commercio di questo materiale, ma addirittura in alcuni casi l'autoproduzione di questi video pedopornografici, che significa che queste persone avevano direttamente abusato